Grazie, troppo buono, troppo buono. Buonasera a tutti e grazie di essere qui presenti. Diciamo che bene o male ha già anticipato, ha già detto tutto Alberto, ha fatto anche i ringraziamenti, ha presentato i poeti, se così mi posso permettere, ci possiamo permettere di dire poeti senza suscitare l'ira dei detrattori, di certi detrattori, non coloro che guidano il trattore, avete capito benissimo di chi parlo, ma potrebbe essere soltanto invidia quella che vi fa parlare. Ma noi così, anche se non ci definiamo poeti, anche scriviamo, io del resto voi sapete un po' tutti, chi mi conosce sa che non mi sono mai definito un poeta, ma bensì uno scribacchino di emozioni e sentimenti. E Peppe, tu sì, hai voluto esagerare un po', però grazie a lo stesso. No, a parte gli scherzi, tra di noi si usa molto scherzare su queste cose, però siamo molto amici. Ed è la poesia che ci rende più amici e ci rende vicini. E infatti vorrei approfittare di questo discorso della poesia che ci rende vicini, ci rende amici. C'è un vecchio detto che dice i poeti sono dei sognatori. Sì, può anche essere, ma anch'io che non sono un poeta, sempre per non suscitare l'ira funesta dei nostri detrattori, dico io che sono un semplice scribacchino di emozioni e sentimenti, anch'io ho i miei sogni che poi penso di tradurre, di portare in realtà. Anche quello dell'antologia è stato un sogno che abbiamo maturato io e Alberto, visto che la lui presidente Rosa Magro è qui, la ringraziamo sempre, grazie di esistere. Ci siamo guardati in faccia, visto che la sempre cerca di valorizzare la lingua o dialetto a secondo chi ne parla, e siciliano. Ma abbiamo avuto l'idea di fare qualcosa per quanto riguarda la nostra madrelingua, che è l'italiano. Altrimenti, se restiamo ancorati al nostro siciliano, non vorrei che poi facessimo la fine dei padani, perché quelli del nord parlano sempre di Padania, sempre del nord, magari noi poi del sud parlando sempre di siciliano, lingua siciliana, cioè non vorrei. Allora, la nostra lingua madre, ricordiamocelo sempre, è l'italiano, cioè la lingua che ci unisce tutti, dal nord, da Bolzano, si fa per dire Bolzano, ma da Bolzano anche loro fanno parte dell'Italia, da Bolzano fino a Trapani, fino a Favignana o Pantelleria, siamo tutti italiani. E allora ci siamo chiesti un po' con Alberto il nostro sogno era questo, di creare un'antologia. Abbiamo coinvolto un po' di gente del Trapanese, della provincia di Trapani, e abbiamo avuto una bella risposta ed ecco così è nata, è venuto fuori questo prodotto, questa antologia di 15 autori, 15 scrittori, 15 poeti che scrivono, si dilettano e noi li abbiamo raccolti in questa antologia. Qual è lo scopo di questa antologia? A parte il fatto che abbiamo intenzione che se la cosa va bene, se la cosa è ben accetta, che abbia un seguito, faremo la nostra idea, il nostro sogno, chiamiamolo così, e che poi speriamo che sia bene come si è avverato il primo prodotto. Il nostro sogno è quello di creare una collana a marchio una collana di antologie sia italiane, in lingua italiana che in lingua siciliana. E
ma diciamo lo scopo principale, quello che ci prefiggiamo, è di portare questo prodotto nelle scuole magari primarie, scuole medie primarie, perché i ragazzi possano incominciare a leggere. Dico io non tanto a studiare, perché già quando i ragazzi incominciano a sentire studio magari si allontanano, ma leggere per conoscere, per sapere che nel loro territorio, nella provincia di Trapani, in provincia, ci sono delle persone che sanno scrivere.